Giunge a completamento la vertenza delle case dell'OACP di Via Fani a Ribera. Oggi la stipula del contratto, ne parliamo con il commissario dell'OACP, il dottore Pontillo. Sì, finalmente dopo diversi anni siamo diciamo, in una fase che mette diciamo, fine a questo annoso problema che ha visto gli occupanti protestare fortemente. Oggi si firma il contratto col consorzio CPC per la ricostruzione di questi 60 alloggi. Gli alloggi saranno prima, le attuali palazzine saranno demolite e ricostruite. Il contratto prevede che i lavori devono essere fatti entro un anno. Finalmente, dico finalmente perché da quando sono io commissario, sono arrivato all'inizio di quest'anno, sono stato diciamo, investito di questo problema che sconoscevo onestamente, un problema molto serio che ha avuto dei grossi risvolti sociali con delle proteste molto forti, devo dire ragionevoli perché c'è gente che da diversi anni è fuori dai propri alloggi. Devo ringraziare il nostro assessore, il mio assessore, l'assessore Marco Falcone, assessore alle infrastrutture, che mi ha sostenuto perché io ho trovato un istituto appena arrivato in una fase molto delicata di ripristino di governance e quindi l'ufficio doveva essere supportato anche dall'esterno, tant'è che noi abbiamo fatto una convenzione con lo IACP di Palermo per essere aiutati proprio nella formulazione del contratto, perché non avevamo un ufficio contratti. Insomma, siamo riusciti finalmente a portare a termine questo compito e ringrazio di nuovo l'assessore Falcone e tutto il suo staff e l'ufficio di gabinetto perché ci è stato molto vicino, ci ha aiutati, ci ha seguito in questa vicenda. E ringrazio anche Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento, il dottor Caputo, perché in momenti molto delicati ce lo siamo trovati molto vicino e devo dire che anche lui ci ha dato una grossa mano. Che si conclude, si inizia un iter che dovrebbe portare le 60 famiglie a tornare a casa. È una data importante, la ricorderemo, ma è semplicemente l'inizio. È il caso finalmente di ringraziare qualcuno, in primis l'assessore Falcone. Lo voglio ringraziare assieme a Sua Eccellenza il prefetto Dario Caputo perché hanno dato veramente un input fondamentale per arrivare alla data di oggi. Un ringraziamento chiaramente ai vertici dell'ECP, al commissario Pontillo, il direttore Antonella Siracusa, tutti gli altri. Certo, ora possono iniziare le polemiche, si poteva fare prima, si poteva fare meglio. La cosa certa è che la firma del contratto finalmente c'è, l'altra cosa certa è che i lavori inizieranno e il mio impegno non terminerà fino a quando le famiglie non rientreranno nelle loro abitazioni. Oggi firmiamo il contratto per il rifacimento degli alloggi popolari a Ribera, avviamo già da domani, in seguito all'ordine del RUP che è molto efficiente, già da domani farà questo, la progettazione che nel giro di qualche mese consegneremo per poi mandarli agli uffici competenti, avere i pareri e sperare entro l'anno, se non nei primi del prossimo anno, iniziare i lavori di effettiva costruzione. A quanto ammonta il lavoro grosso modo? L'ammonto sui 5 milioni e 8. E tutta l'appalto è 5 milioni e 8, i tempi di realizzazione sono più di un anno e mezzo circa. Avete trovato difficoltà nell'espletamento di questo incarico? Ancora noi lo dobbiamo espletare, c'è stato un po' qualche intoppo, qualche ricorso, qualche ufficio che ha dato qualche parere, però tutto sommato è ormai nella normalità avere questi tempi di... Quindi la risoluzione a breve ci sarà, insomma? Sì, ormai la risoluzione è avvenuta, ormai dopo oggi non dovrebbero esserci più intoppi, quindi con oggi inizia l'attività in toto.